Il consigliere comunale di Agrigento della Democrazia Cristiana Roberta Zicari riferisce quanto discusso nella sesta commissione consiliare del Comune di Agrigento in merito alle condizioni di salute del servizio idrico in città. La consigliere Zicari afferma alla riunione ha partecipato il vice sindaco e l'assessore Aurelio Trupia, che ha informato che l'AICA ha avuto problemi di liquidità perché molti comuni non hanno pagato l'acqua. Il comune di Agrigento paga trattenendo dalle bollette il prestito reso e a breve tratterà anche il costo dei lavori di manutenzione effettuati più rapidamente al posto dell'AICA. Entro gennaio inizieranno i lavori per la ricostruzione della rete idrica ad Agrigento, probabilmente avviandoli dalla via Manzoni o dalla contrada San Giusippuzzo. Il commissario nazionale per l'emergenza idrica, Nicola Dell'Acqua, ha assicurato che entro il mese di giugno sarà attivato il dissalatore a Porto Empedocle con una capacità di 100 litri al secondo. Con fondi regionali è stata acquistata un'autobotte in uso al comune. Per prenotarla bisogna mandare un'email all'ufficio di gabinetto del comune. Il centro operativo comunale. Abbiamo chiesto all'assessore Trupia di intervenire in sede di cabina di regia regionale per l'emergenza idrica al fine di intervenire e dotare l'AICA utilizzando i fondi per l'emergenza di una squadra per le piccole manutenzioni, così da evitare di perdere acqua in strada. Attendiamo, conclude la Zicari, il nuovo depuratore.